Oltre 2000 le famiglie venete in povertà, delle quali meno della metà quelle seguite e aiutate dalla regione, come conferma l'assessore di reparto Manuela Lanzarin. Sono state accreditate, quindi accolte solo 900 domande, quindi pochissime. Misura nata con il disegno di legge nazionale, Cioè nel senso con i fondi dello Stato centrale, non fondi regionali, insomma, ecco. Superano il migliaio invece i singoli che godono del reddito di inclusione attiva, il cosiddetto RIA. Quindi il disoccupato over 65, over 55 anni, come abbiamo descritto prima, i beneficiari sono stati 1550 circa. Il conto degli aiuti erogati con misure di sostegno volte al recupero di famiglie e delle persone in situazioni di disagio sociale è legate anche alle cosiddette eccedenze alimentari. E quindi al sistema che si è creato in Veneto degli empori solidali, sono circa 12 in tutto il Veneto oggi, ma c'è richiesta per altri, in cui in questo caso le famiglie in difficoltà possono accedere con una tessera punti. A Treviso, come del resto anche in Veneto, previsti inoltre dei tirocini associati a borse lavoro e attività formative. Casugana ha previsto a bilancio fondi per 158.000 euro tra risorse regionali e proprie. 65 infine le famiglie trevigiane che da settembre scorso hanno avuto accesso al sostegno di inclusione attiva per un totale di 28.000 euro di contributi in 6 mesi.